Siamo nella Casa delle Farfalle a Bordano e questa è la prima di alcune puntate sulla biologia delle farfalle. Parleremo di cosa sono le farfalle, come sono fatte, perché esistono, come funzionano, quali sono i nemici, quali sono le difese e poi parleremo anche da dove vengono le farfalle delle case delle farfalle, chi li alleva, quanto vivono, come raggiungono il nostro paese dai paesi tropicali. Le farfalle sono insetti, sono uno dei gruppi di animali di maggior successo. Pensate, ne esistono più di 160.000 specie conosciute. Gli insetti, che sono il gruppo di cui fanno parte appunto le farfalle, sono quasi 1 milione di specie descritte. Si pensa che siano solo un quinto di quelle esistenti, cioè ne esistono probabilmente anche fino a 5 milioni, solo che la maggior parte è ancora da scoprire e da descrivere. Allora, le farfalle sono un gruppo quindi di successo, ma cosa vuol dire per un gruppo di organismi essere di successo? Nel caso delle farfalle significa avere tantissime specie, come dicevo prima, centinaia di migliaia, quindi specie adattate ad ambienti diversi, specie adattate a nutrirsi di piante diverse. Quindi le farfalle possiamo dire che hanno colonizzato una grande varietà appunto di aree, di ambienti, tutti i continenti, e per questo possiamo dire che sono animali di successo. Il successo negli organismi però può anche voler dire qualcos'altro. Faccio un esempio. Non c'è dubbio che gli umani siano la specie di maggior successo nel nostro pianeta. In realtà non è che siamo un gruppo di specie, siamo una specie sola, anzi siamo gli unici rappresentanti della famiglia degli ominidi. Tuttavia siamo una specie sicuramente di successo. Gli insetti però non possono essere più di tanto grandi. Avrete notato che non esistono insetti grandi come un uccello. Qui potete vedere, questa è una Saturnia del Pero, la più grande falena italiana. Ecco, questa è una delle farfalle più grandi, più di così non possono diventare. Perché? Il loro limite è la respirazione. Loro non respirano con i polmoni come noi, non hanno un sistema circolatorio efficiente come il nostro, respirano con le trachee, sono dei tubi che sono disposti lungo il loro corpo e che portano passivamente l'aria, quindi l'ossigeno, ai vari organi. Il problema è che se fossero troppo grandi, questa respirazione tracheale non riuscirebbe a portare abbastanza ossigeno per la sopravvivenza. Si ritiene quindi che questo sia uno dei motivi principali delle loro dimensioni non troppo grandi. Qui ho un'ala di una delle tante farfalle della stagione scorsa della Casa delle Farfalle. Pensate che qua nascono circa 100 farfalle ogni giorno e le farfalle vivono in media una settimana, quindi ogni giorno ne muoiono anche 100. Questa è un'ala appunto che fa parte degli ospiti dell'anno scorso e se io la tocco con le mie dita, come sapete, mi rimane la polverina attaccata. Queste sono le scaglie di cui sono ricoperte le ali delle farfalle, le responsabili del colore delle farfalle. Ecco, molti pensano che la polverina serva a volare, ma in realtà non è così, come vedrete in queste riprese. Ecco, buona visione e ci vediamo alla prossima puntata. Le farfalle sono animali straordinari. Ci sorprendono per la loro varietà di forme e colori, per la loro delicatezza e l'eleganza dei loro movimenti. Per lungo tempo, gli scienziati si sono chiesti quale fosse il significato di tanta bellezza e come fosse possibile spiegarla con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. In altre parole, perché esistono? Negli ultimi anni, la ricerca scientifica è riuscita a spiegare molte colorazioni delle farfalle, ma rimangono diversi misteri ancora da svelare. Le farfalle sono insetti e come tali possiedono 6 zampe, 2 grandi occhi composti, 2 antenne e un corpo diviso in segmenti.
Gli insetti sono senza dubbio il gruppo di animali di maggior successo. Se ne conoscono quasi 1 milione di specie e rappresentano circa 2/3 delle specie animali conosciute. Il successo degli insetti è dovuto alle piccole dimensioni e alla capacità di volare, 2 caratteristiche che gli hanno permesso di evitare un gran numero di predatori e di colonizzare la maggior parte degli ambienti terrestri. Un'altra caratteristica che ha contribuito al loro successo è la chitina, la sostanza molto resistente ed elastica di cui è fatta la loro corazza, chiamata esoscheletro. Di chitina sono fatte le robuste corna dello scarabeo rinoceronte. Sempre di chitina sono le sottili membrane delle ali delle farfalle, compresi i peli e le microscopiche scaglie che le ricoprono. Gli insetti fanno parte del vasto gruppo degli artropodi, che comprende anche gli arachnidi come ragni e scorpioni. I crostacei e i miriapodi, come questi millepiedi. Tutti gli artropodi hanno zampe articolate, piccole dimensioni e un corpo rivestito da un esoscheletro. Le farfalle appartengono al gruppo dei lepidotteri, di cui si conoscono più di 160.000 specie diverse. Lepidottero è una parola che deriva dal greco e fa riferimento alle piccole scaglie che ricoprono la superficie delle ali, come le tegole su un tetto. Queste scaglie formano un mosaico e sono le responsabili delle splendide colorazioni delle farfalle. Le scaglie sono molto piccole e costituiscono la polverina, conosciuta per la facilità con cui viene rimossa dall'ala, semplicemente sfirandola con un dito. Molti credono che questa polverina sia indispensabile alle farfalle per volare, ma non è così. Per volare bastano le membrane alari. D'altra parte, tutti gli altri insetti hanno ali prive di scaglie e tuttavia volano benissimo. In realtà, anche alcune farfalle hanno ali trasparenti, come questa farfalla di vetro dell'America tropicale, che riesce a volare nonostante sia priva di polverina sulla maggior parte della superficie alare.